Buon anno a tutti, prima puntata di Biazantes di questo benvenuto 2022 in compagnia di Bruno Lombardi. Buongiorno Bruno. Buongiorno, buon anno a te. Ti vedo un po' ingrassato, significa che hai mangiato parecchio. Devo ancora terminare di il mangiare. Pane. Sugabude. Sugabude proprio te l'hai. Assolutamente. Ma a me sembra che tu più che il pane, sugabude, anzone. Anzone, bulcheddu, tutto. Allora Bruno, siamo alla vigilia dell'Epifania quasi quasi. Sì, ci siamo. E come non parlare dei Re Magi, quelli che in Sardegna chiamano Sostre Re o Lidre Re in sassarese. Che cosa ci dici in merito? Abbiamo terminato questa quarta, come dire, questa quadrilogia delle costellazioni, delle tradizioni sarde e della stella della natività. E oggi ritorniamo ad Ardara, nel retablo di Ardara, questa bellissima opera che appunto ricordiamo, invitiamo, andate a vedere, dove c'è un'immagine molto bella e particolare con questi elementi anche dorati, dove compare la stella della natività, che è la stella poi dei Re Magi, ed è la scena appunto dell'arrivo dei tre re che vanno ad adorare, quindi a conoscere il bambino Gesù, Dio, che si è fatto uomo. E in questa scena è bellissima appunto, dove spicca in uno sfondo dorato. Ricordiamo che il colore oro richiama anche le icone, quelle antiche della prima cristianità, dove appunto loro rappresenta l'immortalità dall'eternità, Gesù si è fatto uomo dall'eternità, Dio dall'eternità è venuto nel tempo dell'uomo. E questa scena è molto bella da vedere. C'è appunto questa stella a 8 punte all'interno di un cerchio che quindi richiama tutta la tradizione. Per fare un esempio, nella tradizione, anche nelle chiese romaniche, andiamo in una chiesa romanica, di Prato, se non ricordo male, nel Duomo di Prato c'è rappresentata sulla facciata la stella a 8 punte, che quindi non è la stella di Davide, quindi la stella a 8 punte, e questa stella irradia proprio dei raggi che vanno verso Nostro Signore, nella scena appunto del retablo, verso anche Nostra Signora e Giuseppe, e i magi quindi hanno seguito e stanno quindi adorando il Nostro Signore. Una scena bellissima da vedere. E c'è una particolarità, che San Giuseppe non osserva i magi quando arrivano, ma osserva concentrato la stella e ha in mano uno strumento che è molto simile a un occhiale o uno strumento comunque oculare, diciamo così, e sembra quindi che stia quasi per osservare. Ecco che ritorniamo a un discorso, ma allora al tempo le stelle si osservavano, certamente c'erano anche molti studi scientifici in quel periodo, dove appunto anche gli strumenti tecnologici aiutavano. Poi arriveremo ovviamente con Galileo a una grande evoluzione in questo senso, ma è bellissimo vedere in una scena così, che ricordiamo del 500, quindi del XVI secolo, un San Giuseppe che non rimane così come in altre scene, magari viene rappresentato molto passivo, è fermo, tranquillo in altre scene. In questo caso invece c'è questo elemento che è molto curioso, dove appunto spicca tantissimo l'elemento della stella di Natale. La stella di Natale, la stella dei tre re, ha accompagnato tutta la tradizione sarda, nei canti soprattutto, anche nelle gobule, appunto, sì, tu mi dicevi questo, sì. Ma in tutta la Sardegna si è sempre cantato, e in tutte le varianti sarde, dal cagliaritano fino alla gallura, passando ovviamente per il nuorese, per l'oristanese, ovviamente anche per il logudoro e il sassarese. E di solito sono canti augurali. Ecco che quindi quello che abbiamo visto la settimana precedente, alla fine dell'anno, di queste condizioni augurali, Sugabude, le spighe d'orzo, questa dimensione augurale viene continuata e riportata fino al 5-6 gennaio, dove si va in giro e si canta, quindi è un canto sacro certamente, che però viene portato al di fuori anche dalla chiesa per accompagnare nelle case delle persone, dove si riceve carica e nozzi, ma anche altri elementi, a volte anche tante decine d'anni fa anche della carne per esempio si riceveva, quindi anche questo è il senso della convivialità.
E noi in sassarese diciamo la bacca d'annunzio. Noi infatti nell'ambito dei canti a concordo a Sassari, nella ricostruzione che io ho riportato di canti antichi, c'è questo canto e appunto si parla di la bacca d'annunzio. E noi chiuderemo anche oggi con un altro canto, stavolta in sassarese. È in sassarese, un canto che noi abbiamo riportato come cantori a concordo di Sassari, è un canto molto bello, molto interessante, quindi rinnoviamo un ricordo a Pietro Sassu, indimenticato, a Remo Branca, a Gavino Gabriel, e noi l'abbiamo riportato, è un canto augurale, l'abbiamo fatto insomma dalla chiesa di Sant'Apollinare con Don Satta fino al centro storico e abbiamo portato questo augurio, ridere resa viesini uguari, poi via direi che la con primori, quindi andate a vedere il retablo di Ardara, ricordatevi delle sostre rese, ricordatevi di una tradizione che non deve assolutamente sparire e soprattutto del senso della famiglia, no? Nel senso della convivialità che a noi sardi piace tanto. Bene, quindi chiudiamo anche questa puntata, la chiudiamo in musica con questo canto a concordo, anche questo. Sì, che attenzione non è da confondere con le gobule, perché le gobule sono un'altra cosa, questo è proprio un canto a quattro voci, esatto, della tradizione. Completamente diverso. Va bene Bruno, naturalmente in chiusura fammi dire una cosa, cioè che le festività dell'Epifania aprono quello che poi è il Carnevale, quindi mi auguro che tu per le prossime puntate magari inizi a preparare qualcosa che riguarda il Carnevale in Sardegna. Assolutamente sì, c'è già qualcosa di pronto e quindi noi andremo, poi perché ovviamente il 17 e il 18 gennaio insomma ci riporta a questo ingresso al Gran Carnevale. Perfetto, bene, allora a voi oggi siamo partiti con questa nuova prima puntata del 2022, quindi grazie a Bruno per ciò che ci ha regalato in termini di informazione, grazie a voi per continuare a seguirci, continuate ovviamente a farlo da casa vostra con i vostri smart TV oppure in tasca sempre con questo www.teleg.tv. Noi ricordate siamo sempre in diretta streaming 24 ore su 24. Grazie a tutti, buon proseguimento di trasmissioni. Idre resa viesini uguali